Presentata ieri presso il Circolo Empedocleo la sesta giornata del Teatro da Camera 2022-2023 che vede la direzione artistica di Giuseppe Adamo e Mario Gaziano. Diversi gli appuntamenti previsti nella saletta del Teatro del Circolo Culturale Empedocleo. Venerdì 25 Erpiù, venerdì 16 dicembre la Piccola Fiammiferaia, venerdì 20 gennaio Tampasiano dentro casa, venerdì 24 Fiat Voluntas Day, venerdì 24 marzo 2023 Cabaret Cabaret, venerdì 28 aprile Mario Sorbello, l'altro figlio di Luigi Pirandello, per concludersi la giornata del 26 maggio 2023 con la Sagra del Signore della Nave, edizione appunto 2023, una kermesse scenica degli artisti del Teatro da Camera Empedocleo. Sentiamo il direttore artistico Giuseppe Adamo. Siamo giunti alla sesta edizione, cosa impensabile quando abbiamo iniziato quasi per scherzo con uno spettacolo e poi ci siamo imbarcati in questa bella avventura. Con la prima edizione abbiamo avuto grossi riscontri e grossi risultati che ci hanno spinto a rifare anche le altre edizioni, che è stato sempre un crescendo di successi, nonostante il periodo di chiusura della pandemia. È ripreso l'anno scorso con la quinta stagione, con altri grandi successi e con la saletta piena fino al limite della concorrenza dei posti previsti dalle limitazioni anti-Covid dell'anno scorso. Quest'anno siamo con la sesta edizione che parte appunto il 25, sarà più aperta, non ci saranno le prenotazioni obbligatorie, per cui sarà un pochino più semplice da gestire. Il primo spettacolo è uno spettacolo prettamente, diciamo, umoristico, satirico, ed è un attore agrigentino che ormai è trapandante a Roma, Gioacchino Logico, che ci propone Erpiù con tutta una serie di scene, di detti, di musiche, di canzoni romanesche. Il nostro programma è un programma come tutti gli altri degli altri anni, molto variegato, che abbraccia diversi autori italiani. Quest'anno ritorna Camilleri, ritorna Pirandello, e poi le nostre serate si differenziano anche per la natura degli spettacoli, nel senso che abbiamo spettacoli più impegnati, spettacoli che fanno più divertire, spettacoli leggeri e un pochino che accontentano una vasta platea di pubblico.